impazzisce sempre di più. Infatti, per oggi, 1 agosto, è stata emessa un'allerta gialla per la regione del Veneto e per la precisione, diciamo, Basso Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento, Adige, Garda, Montesini, Piave. Diciamo che su gran parte del Veneto ci sta questa allerta gialla grazie a una infiltrazione d'aria fresca e umida, quindi si prevedono intense, diciamo, piogge, nubifragi. Questa, diciamo, è la previsione che il Dipartimento della Protezione Civile ha paura che avvenga, anche se non sappiamo se sarà molto molto intenso, però loro già hanno visto questa intensa perturbazione in arrivo e quindi hanno emesso questa allerta gialla per la giornata di oggi, perché secondo loro ci saranno rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, cioè fulmine, grandinate e forti raffiche di vento. Quindi mi raccomando, massima allerta ragazzi. Se volete potete andare sul sito della Protezione Civile e informarvi il quadro meteorologico della criticità prevista sull'Italia. Quindi diciamo che la regione coinvolta è il Veneto, ragazzi. Quindi massima attenzione, è un'allerta gialla, quindi è metà e metà, diciamo, pericolosa e non pericolosa, quindi poi dipenderà da come arriverà, però fate sempre attenzione perché ci potrebbero stare criticità idrogeologiche e idrauliche secondo il bollettino, diciamo, del Dipartimento della Protezione Civile. Quindi se avete qualche dubbio andate sul sito della Protezione Civile, potete trovare tutte le informazioni utili. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, ciao avvocatella. Quindi andate sul sito e vi informate migliore per vedere questa allerta meteo per il Veneto, che purtroppo fra poco o tra poche ore arriverà questa forte intensità, diciamo, di pioggia, di tuoni, fulmini, grandinate, raffiche di vento. Poi dipenderà da come si evolverà la situazione, quindi però massima attenzione a tutti quelli che abitano, diciamo, nel Veneto in effetti. Per quanto riguarda invece tutta l'Italia, ragazzi, caldo, caldo e caldo, tanto per cambiare un pochino. Vi auguro una buona giornata. Sì, sì, pure lì, avvocate, non ti salvi stavolta. Stavolta, ragazzi, tutti l'Italia, ghiaccioli. Quindi, ragazzi, non vi salvate. Solo il Veneto, quindi tutta l'Italia, ghiaccioli a volontà, ragazzi. Vabbè, facciamoci 2 risate, ragazzi, ci sentiamo più tardi. E purtroppo qua è destinato che dobbiamo morire con il caldo, perché qua davvero fa caldissimo, perlomeno a Salerno. Anche stanotte non si poteva stare proprio. Ventilatore accesi a tutta forza, ma che girare a caldo in casa oramai. Oramai sto ai Caraibi qua. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, ci sentiamo dopo, sperando che arriva la notizia che arriva il maltempo qui a Salerno, in Campania, a sud, non lo so. Ma oramai non ci credo più perché sto controllando tutti i giorni, vedo sempre quel pallino sole, 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 sole. Mamma mia, ho deciso. Vabbè ragazzi, vi lascio e ci sentiamo dopo, sperando che mi fa la danza della pioggia per far venire a piove, non lo so, qualche cosa dobbiamo fare.